Alera. Ehi, sto arrivando. Ciao Fabio. Vai. Siamo messi. Allora, lettura è questo. Che si scivola. Barbara Streisand. Vediamo che forse è meglio per tutti fare un passo indietro, fermarci un attimo e venire domenica prossima. Fabio Nicolacci! C'era gente di passaggio. Ciao Fabiotto! Sto ragionando di spostarlo l'8 maggio, e tra l'altro ho visto il cittadino dall'alzare. E almeno non sono abbastanza. Adesso dico, Tadeo, quello si stupire perché cominci a prendere ritardo e si comincia a soffocare come passaggio. No. Sarà il pandemonio come lo mantieni? Io penso che sia la soluzione ideale. Va bene, ci stai così, ci va. Il nipotino dell'Enduro, nuovo acquisto, e fra poco lo vedrete sui campi di gara, tremate! Fisico asciutto, Molto asciutto. anatomica ai roli. A Pannello Santino, che aveva iniziato da casa. Oggi mi occupo che figlio già sta con tutte le parti. Campionato! Aspetta, io me ne pure. Da cominciare però. Vai, che c'è da dire? Un anno. E poi che ci diciamo? Che doveva fare? Perciò digli, telefonateci. Diciamo che lasciamo perdere. La gara si fa l'8 maggio. No, non ha importanza, secondo me è una Io questo non ci vuole molto coraggio a prenderla, ma giusta. Perché noi ci dobbiamo divertire. Siccome non siamo professionisti è la cosa più giusta. Complimenti anche per la dedica. Ciao Danilo. Stiamo facendo lo stesso discorso. Tutto bene, grazie. Abbiamo pensato di spostare la gara a giorno 8 maggio. Le iscrizioni rimangono congelate, per cui chi si è già iscritto rimane iscritto. Dovremo adesso vedere di farvi conservare qualcosa per, affinché si capisce insomma che chi ha fatto l'iscrizione non debba rifare l'iscrizione. Che problema? Abbiamo questo direttamente che ritiro io. Il calzoncino di mio modo. Per il fatto che mi pare che siamo tutti d'accordo a rinviare questa gara. Chi ha questo, con questo si può andare a rinviare la moto a quarto giusto e la consegna al direttore di gara che sarà davanti al cancello. Grazie e ci vediamo alla prossima. Sorpresa, no? Cosa ne pensi di quest'anno l'azione della gara? Purtroppo mi sa che è giusto perché mi sta arrivando tutti gli schizzi nella faccia, vendo, non si può fare, va. C'è la nebbia. No, non si cappuccio, perché poi è brutta cosa. Ragazzi, è stato un piacere, la gara si fa il giorno questa qua.
siamo vestito Filippo? No, no. Sì, ed è incazzatissimo che si deve spogliare. Cosa ne pensa lei di questa situazione? Io vaffanculo. Guarda che team che c'è, allora c'è una cosa arancione qua, KTM 629, beta e beta vince 4-3 su KTM.